Ma quanto è bello aprire una trasmissione col sorriso, un sorriso dedicato sia ai nostri ascoltatori sia ai nostri amici che ci portano delle eccellenze del territorio. Li vogliamo salutare? E buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Quindi oggi, Bruno, stiamo sempre su quell'aria di primavera, sai, che custodisce quei gioielli della nostra terra. E quindi dopo ti svelo una bellissima ricetta. Aspettiamo un attimo, però andiamo a vedere il nostro carissimo amico delle manzane che sta facendo un prodotto che è originalissimo. È un prosecco che proviene, un prosecco superiore di OCG, si chiama Springo, Rive di Formeniga, è un extra brut. Rive, si chiama Rive, siamo su territori difficili da lavorare, tutto viene fatto a mano e la difficoltà di questo lavoro l'abbiamo portato pure nel packaging, è tutto incartato a mano, se giri c'è il bollino, poi lo vedrete, il bollino con il numero, e sono tutte bottiglie numerate. Bene, dopo lo vedremo magari in veste diversa. Adesso, Armando, io devo leggerti un piccolo paragrafo del tuo libro che è questo qui, che io ve lo mostro, Armando Zanotto. Tutto cominciò dal quaderno di nonna Nella e naturalmente l'editore De Bastiani, che ringraziamo perché è un grande editore, e ti voglio leggere appunto questo piccolo paragrafo sul quale vorrei che tu facessi una considerazione. Il cuoco, il cliente, la cucina. Il cuoco e il cliente è il giudizio del secondo quello che conta. Siamo portati a pensare che il cuoco sia semplicemente colui che cucina. In realtà non è affatto così. Il ruolo del cuoco è simile a quello del compositore di un'opera. Raccontami da dove viene questa... Noi abbiamo fatto una citazione così, un ingresso di cos'è un cuoco, che ovviamente ci soffermeremo sulle altre puntate, e è importante far spiegare a tutti i nostri teleascoltatori cos'è un cuoco, cos'è la cucina, e quindi nelle prossime puntate riprenderemo ancora questo discorso, perché è molto molto interessante, perché un cuoco ha una importanza molto ma molto grande di custodire tutti gli ingredienti della cucina. È una missione, lo puoi proprio dire che è una missione, quindi questa cosa qui la riprenderemo perché è un po' lunga. E mi soffermerei subito, se tu mi permetti, sulla ricetta di questa settimana. Perché? Abbiamo tempo. Dici? Sì. Vogliamo prima andare a vedere i nostri amici? Ah sì, allora sì, questo sì. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui, ed è qui che ogni cosa comincia. Io vedo che tu hai preparato
le solite erbette di primavera. E hai preparato un piatto oggi che adesso mi devi raccontare, perché mi fa già venire l'acquolina in bocca. Immagino, Bruno, tu sei impaziente, sei un goloso Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Sai perché si dice non vedo l'ora? No. È perché se hai l'orologio alle spalle non vedi l'ora. Bene, allora care amiche, anche oggi abbiamo un piatto sempre che riguarda su queste erbe di primavera. Quindi questo strigolo detto sciopettin, carlet, grisol in vari dialetti. E Ma perché non ti sciopettin? Se lo dico io ti diventi, e se lo dici te lo dici semplicemente sciopettin. Sciopettin. No, è sul fuciletto che tanti, bravo, tanti. Fuciletti, ma non è fuciletti, è un dialetto che dice così nei nostri territori così. Quindi, vai che mi viene la qualità. È un semplice involtino, no, di una salsiccia molto delicata di vitello e maiale, e questo involtino viene avvolto con del lardo di colonnata. Perché? Perché tiene morbida la carne, tiene morbida questa piccola salsiccina che la rende proprio così delicata. Sai di chi è questa salsiccina? Di Giovanni Balbinot, che è il nostro sostenitore. Bene. Io non lo volevo dire, ma aspettavo che lo dicessi te. Ecco. E quindi viene arricchita con sti sciopettin, e ora te vedi sti sciopettin che sei così, sei come, caro Bruno, sei come quando ti fa corte a una ragazza, e ora te vedi sta bella ragazza che non ti dico mai coso virgo, e care amiche, con tutto il rispetto che vari tutte le belle virgole, no? E là che tu ti vedi tutti questi sciopettin attorno a sto involtino là, pronti per essere degustato. Quindi è un involtino creato con questo sistema delle carni, viene portato a cottura molto molto piano, con un po' di pochissimo olio, perché poi c'è il lardo di colonnata che fa squamare, diciamo, il gusto di questo involtino che viene preso, e poi va messo tutti questi sciopettin che dopo vengono adagiati su uno specchio. Crudi? No, cotti. Su uno specchio cotto del sciopettin. Vedi questo specchio, questo fondo così, che sembra uno specchio proprio. Un prato in fiore. E lì adagi questi involtini che poi, tagliandoli, intingi questa crema, questa salsa del sciopettin che sei... Sa tu Armando che da quando facciamo le trasmissioni mi sono ingrassato chi? Solo a sentirmi. Vabbè. Allora cerchiamo di non contare tutti gli ingredienti di queste ricette, così rimani un po' più nell'asciutto, diciamo. Allora siamo arrivati bene agli saluti. Ai saluti, quindi resta che salutarvi tutti, augurarvi un buon sabato e una buona domenica, e andare a passeggio con i vostri mariti a raccogliere questi sciopettin, questi fuciletti, così tra una manciata e l'altra può sorgere anche un saluto d'amore. È il momento delle radicee anche. Sì, anche le radicee è una buona roba. La prossima volta parliamo anche di quelle. Viene tante di che robe. Bene, ciao ragazzi, ciao amici. Ciao a tutti, buona domenica. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui, ed è qui
che ogni cosa comincia.